Amici miei, bentornati a casa mia. Sì, casa mia, la scelta perfetta. Anche oggi siamo prontissimi a una puntata divertente, coinvolgente, emozionante, come sempre con i nostri 3 bravissimi agenti immobiliari in gara. E poi un ospite che si racconterà a noi. Lui è un enfant prodige della moda, ha scelto la Sicilia ed è un uomo che ha fatto del buon gusto la propria regola di vita. Tutto questo ve lo svelo tra poco, perché la puntata di oggi di casa mia sta per cominciare. Amici miei, bentornati a casa mia. Sapete, è bello per me ritrovarmi con ognuno di voi, raccontarvi però attraverso l'esperienza dei nostri ospiti le case che sono poi i nidi, i luoghi ideali nei quali ognuno di noi la sera non vede l'ora di tornare. Come sempre anche oggi apriremo la trasmissione alla gara dei nostri 3 bravissimi agenti immobiliari, grazie a Diamante Casa, e ovviamente il giudice assolutamente incontestabile ve lo presento adesso. Lui è un bravissimo stilista siciliano, è Marco Strano. Ciao Marco, benvenuto a casa mia. Ruggero, buonasera, ben trovato e grazie per l'invito che mi hai rivolto. Te lo chiedo, sei pronto a tutto in questa puntata? Quasi tutto, dai. A molto, mi hai detto a prima. molto. Marco è una persona amabile ed è un grande artista, lo capiremo anche vedendo angoli di casa sua che andremo come sempre un po' a sbirciare. Ma intanto ti chiedo immediatamente, casa tua di oggi com'è? In questo momento è un raccoglitore di oggetti, di collezioni, di ricordi, di viaggi che andrebbero un attimo risistemati, catalogati e riposizionati in una maniera un po' più ordinata, diciamo, perché al momento è un po' disordinata. Quindi però è un disordine c'è bisogno creativo. di una sorta di restyling. Esatto, sì, in questo momento sì. Mi dicevi che questa è la casa dove praticamente hai sempre vissuto da quando eri ragazzino, quindi è una casa che si è evoluta contemporaneamente alla tua crescita. Esatto, perché in questa casa vivevo con mio fratello quando ancora eravamo abbastanza giovani, era la parte dedicata a me e mio fratello, mentre i miei vivevano sotto con le altre mie 2 sorelle, quindi avevamo una dependenza praticamente. Esatto, e quindi era una casa di studenti, eravamo due studenti, quindi era la casa, diciamo, delle feste, della vivacità. Poi mio fratello si è trasferito, non è mai più ritornato in Sicilia per motivi di lavoro, quindi è rimasta a me e sono rimasto single insomma. È ancora casa delle feste? Sì, sì. Sei festaiolo? Sì, molto, sì. Mi piace tanto ricevere gli ospiti, ricevere gli amici, cucinare, fare festa. Diciamo il Capodanno a casa mia è ormai un rito che si ripete da 30 anni a questa parte. L'anno prossimo un invitato in più, verrò anche io. Uno, insomma, porta chi vuoi chiaramente, assolutamente, più siamo e più ci divertiamo, il motto è sempre quello. Senti, e quindi il ricordo che ti coccola quando eri piccolino di un ambiente di casa è proprio in questa casa o che so, magari era la casa dei nonni? Allora, in realtà è la casa dove sono nato, non è questa perché sono nato in un'altra casa. Era l'angolo in cui c'era l'albero di Natale, c'era questa tradizione che c'era Babbo Natale, non dovevamo vedere Babbo Natale che arrivava, c'era l'albero di Natale davanti all'ingresso di casa. E mi ricordo che con mio fratello non eravamo tanto buoni e tanto bravi e quindi eravamo Chi sempre... era peggio dei 2, tu o lui? No, tutti e 2 eravamo, perché ci differenziamo di pochissimi, proprio di un anno, quindi siamo cresciuti quasi insieme ed eravamo sempre svegli per aspettare per questo Babbo Natale, che poi abbiamo scoperto che era la nonna che metteva i regali sotto l'albero, quindi l'abbiamo insomma scoperto in tenera età che c'era quindi il ricordo è quello, quest'albero di Natale in questa casa, è quello con cui quello è il più... primo ricordo che ho di di casa, ecco, eravamo piccoli, parliamo 4-5 anni, insomma questo ricordo qui. E Quanto poi... è importante casa tua dal punto di vista creativo? Tu fai lo stilista, quindi sei il creativo per antonomasia. Crei di più, pensi di più in atelier che comunque è vicino casa oppure proprio tra le mura domestiche? In realtà penso fuori. Vado al mare per disegnare la collezione. Quindi l'ispirazione arriva da fuori? L'ispirazione arriva da fuori. Casa è un momento in cui
sto in silenzio o ascolto musica. Infatti ho la TV solo, come dice Carmen Consoli, è proprio l'oggetto esposto in salone. Vabbè, quando lo accende su Antenna Sicilia o Telecolor, Assolutamente. su questo non abbiamo dubbi. Antenna Sicilia Telecolor è sempre sintonizzato sia per il telegiornale che Bravo, per tutte le bravo, altre Marco, piccole bravo, trasmissioni, Marco. anche quella di cucina che seguo con attenzione. Fantastici, Desiree e Totino sono Esatto. fantastici. Ci hai portato delle foto Sì. che raccontano un po' com'è casa tua oggi, e allora chiedo proprio dalla regia di inviarci queste foto, di mettere queste foto in onda, perché in realtà, visto che lui è un creativo, una foto sarebbe stata troppo poco, e qui abbiamo un collage di 3 foto diverse. Cominciamo da sinistra. Cosa vediamo a sinistra, Marco? Sinistra è l'angolo lettura di casa. Io amo leggere, amo tantissimo leggere, e questo è l'angolo in cui mi siedo con una luce a favore, ed è il posto più, diciamo, raccolto di casa. Intimo. Intimo, È sì. quello nel quale ti ritrovi con te stesso. Esatto, sì, in silenzio assoluto, con le mie cappelliere, la collezione di ciprie. Ecco, perché sei un grande collezionista, io non la sapevo questa cosa. Sì, ho delle collezioni un po' anche insolite, diciamo. Cappelliere e cipria, ce l'hai detto, Cappelliere, ciprie, giocattoli d'epoca, mobiletti da bambola, cappellini vintage, spilloni da cappello, guanti, e basta. No, cavallini e angioletti. Questo racconta molto di te. Senti, la foto al centro è una foto che ti riporta anche al tempo degli studi, perché mi dicevi che quel trittico che vediamo è proprio l'argomento della tua tesi di laurea all'Accademia di Belle Arti. Sì, quella è proprio la tesi di laurea dell'Accademia di Belle Arti che ho frequentato. La natura attraverso, cioè reinventata. Senti, a sinistra vedo un giradischi d'epoca. Esatto, quello è il giradischi di mia madre, tutt'oggi funzionante, che La signora Pina, che la salutiamo. signora Pina che salutiamo, sì, esatto, era proprio il suo. Senti, terza parte della foto, andiamo a destra, vedo dei libri, vedo una bellissima radio d'epoca e continuo a vedere cappelliere e anche giocattoli d'epoca. C'è anche un distributore automatico di qualcosa? Sì, il distributore, quello faceva parte di una mia mostra che feci proprio subito dopo l'Accademia di Belle Arti, e si intitolava Distributore di Trash, perché era una mostra ispirata al trash che feci insieme alla mia collega Anna Benintende. Fu la prima mostra importante che feci insieme a lei, e questa era una parte della mostra, appunto era un'opera in esposizione che poi ora è rimasta in casa, che insomma è carina da Senti, tenere. si percepisce che è una casa accogliente, ma soprattutto che è una casa all'interno della quale tu stai bene, all'interno della quale tu stai molto bene. Cosa non può mancare secondo te nella tua casa ideale? La libreria, la cabina armadio. Quindi libreria e cabina armadio. Sì, sono 2 cose che assolutamente non possono mancare per la quantità eccessiva di libri e di abiti che ho. E quindi C'è un'altra foto molto importante che vediamo in questo momento, perché Marco, questa è una collezione di ciprie, anche queste d'epoca. certo, assolutamente, vanno dalla fine dell'Ottocento agli anni 40 del 1900. Tra l'altro in questa foto in alto a destra si vede anche la cipria Zazà, che era prodotta a Catania in una profumeria catanese, appunto, che produceva questa cipria che si chiamava Zazà. Sta Zazà? No, non era quella. Non penso sia la stessa matrice, però l'epoca penso che sia quella della canzone, più o meno. Senti, e anche da questo punto di vista, cosa ti ha affascinato delle ciprie tanto da fartene diventare collezionista? Il packaging, perché Quindi bello, così, sì, colorato, elegantissimo. Sono eleganti, alcuni erano addirittura fatti da artisti, firmati appunto da artisti illustratori del periodo in cui chiaramente era prodotta, e c'era un'attenzione particolare proprio alla scatola, alla forma, alla decorazione, alla stampa. Ha tutto un fil rouge anche col contenuto, al contesto storico in cui queste scatole erano prodotte. Quando capisci che la tua vita sarebbe stata quella dello stilista? Quando decidi di dire sì, io nella vita farò questo? Più o meno era insomma il 1990. Nel 1990, quando eravamo tutti ragazzini. Eravamo giovanissimi nel 1990. Ho frequentato uno stage di stilismo e moda,
E dal primo giorno in cui sono entrato in questo studio stilistico ho capito che quella doveva essere per forza la mia strada, l'avevo trovata. Era quella? Era quella. Senti, quella. ora c'è una collezione nuova da qualche tempo che ha a che Sì. fare con i fiori. Esatto, ci metterò un fiore per la mia passione sfegatata per quanto riguarda i fiori. Io amo i fiori, i colori dei fiori, c'è anche un terrazzo in casa che è pieno di fiori, appunto. Fiore preferito? Non ce n'è uno. Un po' tutti. Un po' tutti, ognuno ha delle caratteristiche diverse: la calla per la stilizzazione, la fresia per il profumo, la rosa per il Ne sa di tutte, significato. raga. E il libro preferito? Libro preferito? Allora, sono incerto tra 11 minuti di Coelho Bello, molto bello. oppure Le cronache di Narnia. Cioè, un po' diversi come Sì, generi. sì, perché la mia lettura spazia o dal fantasy o dall'impegnato, diciamo, mentale, 11 minuti di quello è una gran bella lettura. Bello, Se non molto l'aveste fatta bello. ancora fatela, Sì, perché sì, ne vale sì, la è pena. molto bello. Marco, grazie intanto per esserti aperto così a noi, a questo racconto. Noi ci fermiamo soltanto per pochissimo, ma tra un poco torneremo perché ci sposteremo dall'altra parte di casa mia. Ovviamente ci raggiungerà come sempre l'architetto Giusy Tomaselli, e con lei e con i nostri 3 agenti immobiliari vedremo e cercheremo di ragionare su possibili ristrutturazioni di 3 case diverse, e a quel punto tu dovrai sceglierne una e avrai l'obbligo di acquistarla. No, sto scherzando. Ci fermiamo soltanto per un po' e poi ritorniamo a casa mia, la scelta perfetta. Bentornati a casa mia, la scelta perfetta. Ci siamo spostati al nostro tavolo tecnico. Bentornato architetto Giusy Tomaselli, come stai? Bene, grazie. Ciao Ruggero, ciao Marco. Oggi Giusy. abbiamo l'enfant prodige della moda siciliana, così l'ho definito, ormai Assolutamente sì. apprezzato Un dappertutto. ospite speciale. Ti Grazie. tocca descrivermelo anche attraverso le foto che ci ha mandato, attraverso quello che ci ha raccontato. Chi è in realtà Marco Strano? Marco Strano sicuramente è un grande artista, per cui io già lo immagino in contesti assolutamente particolari, colorati, e contesti che raccontano delle storie. Quindi ambienti che non sono semplicemente delle pareti o degli spazi, ma sono mutevoli, come delle gallerie d'arte. Tutto è un po' arte a casa sua. Esattamente, dove si trova dalla fotografia ai libri, alle collezioni, per cui sicuramente una casa fatta di tante passioni e sogni. Complimenti, hai interpretato perfettamente quello che è lo spirito, il mio concetto di casa e lo spirito che mi piacerebbe ritrovare anche in casa, dato che devo ristrutturare da poco. Fra Che poco. hai visto? Ci siamo, deve ristrutturare, quindi La casa dell'artista, dove gli spazi sono importanti anche come ispirazione, assolutamente. Certo, assolutamente, perché l'ispirazione proviene sempre da qualcosa, da un dettaglio, anche da una... Dalle esigenze anche, Certo, perché anche. sicuramente una casa deve far parlare, ti Certo. trovi totalmente la tua anima. Io dico sempre, bisogna tirare fuori realmente quello che sta dentro, quindi ognuno vive la casa in maniera diversa. E oggi hai Esatto. bisogno di ispirazione, perché tra poco ti trasformi in giudice assolutamente inappellabile. Grazie a Diamante Casa anche oggi ci sono i nostri 3 agenti immobiliari, bravi, simpatici, esaustivi nelle loro descrizioni, che ci descriveranno 3 case diverse, 3 case alle quali poi metterà con il proprio estro, con il proprio talento e con la propria competenza a mano il nostro architetto Giusy Tomaselli. Cominciamo immediatamente, entriamo in gara con la nostra proposta verde. Andiamo a Trecastagni, ai piedi dell'Etna. Lui è Alessandro. Ecco a voi, Alessandro. Amici di casa mia, buongiorno e benvenuti in questa puntata alla ricerca della casa perfetta. Oggi ci troviamo a Trecastagni e quella che andremo a scoprire è una villa singola da oltre 350 metri quadrati coperti, distribuita su 3 livelli, contornata da 1000 metri quadrati di giardino. Ci troviamo precisamente in via Sant'Andrea, proprio a ridosso della circonvallazione di Trecastagni e ad un passo dal Monte Serra, e quella che c'è alle mie spalle è la casa che adesso vi mostrerò. Venite con me. Stiamo parlando di una villa padronale costruita agli inizi degli anni 70, quando all'epoca le case si facevano veramente grandi. All'ingresso ci accoglie subito questo immenso salone da oltre 60 metri quadrati,
su cui spicca un camino a legna perfettamente funzionante e predomina questa maestosa scala semicircolare che collega i 3 livelli. Proseguendo sempre su questo livello troviamo la cucina abitabile, il bagno, la lavanderia col doppio servizio e le prime 2 camere da letto della casa. Prima però di andare a conoscere gli altri livelli, mi sembra doveroso dare uno sguardo a questo bellissimo terrazzo, perfetto per una colazione immersi nel silenzio. Ma ancora qui siete? Venite, perché abbiamo ancora tanto altro da vedere. Al primo piano troviamo altre 3 camere da letto, 2 ripostigli e un bagno. Ma la cosa più bella è che 2 di queste camere da letto si affacciano completamente a mezzogiorno. Amici di casa mia, la visita ormai volge al termine, ma prima di salutarvi voglio fare con voi un breve riassunto. Oggi, a Trecastagni, in via Sant'Andrea, vi ho portato a scoprire una magnifica villa padronale degli anni 70 da 350 metri quadrati coperti, distribuita su 3 livelli, con 5 camere da letto, 4 bagni, 1000 metri di giardino e terrazzi vista mare. Certo, la villa è senza dubbio da ristrutturare, ma proprio questo è il motivo per cui sono convinto che può essere la scelta perfetta per il nostro ospite, anche grazie all'aiuto del nostro architetto in studio. Per oggi è tutto, vi restituisco la linea e ci vediamo alla prossima puntata. Questa è la nostra proposta verde, grazie Alessandro. Marco, ti chiedo immediatamente cosa te ne pare di questa villa e poi se tu sei più tipo da casa a mare, casa in montagna o casa in città. È molto bella, mi ha colpito tantissimo lo spazio esterno e soprattutto la visuale che c'era dal terrazzo, questa visuale bellissima aperta, e per quanto mi riguarda preferisco la casa al mare. Architetto, tocca a te. Ci siamo proprio concentrati sugli esterni perché ne vale la pena il gran potenziale che ha questo immobile. Osserviamo la pianta dello stato di fatto, quindi notiamo che c'è questo ambiente della cucina, che è quello prossimo alla zona esterna, che è totalmente un po' chiuso. Infatti la parete curva attualmente ha una porta, ma non ha questa spazialità che volevamo invece dare, proprio per dare più volume e più rapporto con quelli che sono gli spazi esterni e il giardino. E infatti nella pianta del progetto si vede la parte cerchiata dove è stata demolita una parte di quella parete, dove alle spalle c'è anche una scala scenografica e ci siamo aperti verso il giardino con questa soluzione di vetrate abbastanza ampie e minimaliste che danno quindi luminosità e questo totale rapporto con gli spazi esterni. Lo stato di fatto fa vedere la cucina attualmente in che stato si trova, sì, e quindi pensavamo di dare ancora più, importanza a quelli che sono i materiali, quindi a delle scelte di design e quindi anche di rivestimenti piuttosto che alla funzionalità vera e propria degli spazi cucina, che oggi sono quelli che si vivono realmente, si passa molto tempo, ormai living e cucina sono gli ambienti principali. Questa è una proposta progettuale dove quindi si è dato un valore anche a quello che è lo spazio del tavolo, della convivialità, e le vetrate già si intravedono, quindi anche la luminosità che entra da queste finestre. Questa è sempre una foto dello stato di fatto di un'altra prospettiva e questo è quello che diventa, per cui bellissimo, totalmente c'è un grande intervento, c'è un grande intervento, complimenti. Grazie, quindi c'è questo voler far entrare il verde dentro e viceversa. Bellissimo. Questa è la parte del terrazzo che è il valore aggiunto, un grande terrazzo con un grande giardino che merita anche di avere un attimino una riqualificazione. E l'abbiamo proposta in questa maniera, quindi con una nuova pavimentazione anche più luminosa, spazio esterno da vivere totalmente come un salottino all'aperto che interagisce realmente con la cucina, per cui oltre ad avere la zona cucina c'è anche un piccolo living che si affaccia direttamente, quindi diventa tutto molto più aperto. Meraviglioso, brava Giusy. Marco, ti vedo particolarmente convinto. Sì, io amo tantissimo l'idea dei giardini d'inverno, di queste vetrate che regalano questa vista a 360 gradi. Infatti io a casa mia non ho le tende, per esempio, perché è un qualcosa che mi impedisce di
vedere la luce, vedere il sole, quindi preferisco questi spazi e mi piacciono tantissimo. Poi sono delle soluzioni oggi che permettono anche in alcuni ambienti, questo non è il caso perché è una villa abbastanza grande, però ci sono dei casi dove realmente si riesce con queste strategie ad ottenere degli ambienti molto più spaziosi Certo, ad e a acquisire recuperare spazio. anche spazi che mancano in Certo. alcuni casi. Vabbè, Marco, metti in archivio questa Lo proposta, teniamo in considerazione. perché adesso arriva la proposta blu. Noi ci trasferiamo ad Aci Catena perché è il momento di vedere cosa oggi è in serbo per noi Orazio. Amici di casa mia, grazie per la linea. Oggi siamo ad Aci Catena, all'Eremo Sant'Anna, al confine con Valverde, e vi farò vedere una villa davvero speciale. Tutti gli immobili comunicano qualcosa e questo ti dice benvenuto in una villa. Qui la parola d'ordine è zero o pochissimi lavori da fare. Andiamo. Il salone è 32 metri quadri ed è proprio attiguo alla cucina, quindi chi ama l'open space può tranquillamente abbatterla e creare un unico ambiente. Chi sceglie una villa normalmente lo fa per due motivi: spazi interni e giardino. Andiamolo a vedere. Così potrai stendere sotto la tettoia anche in inverno. La casa è chiusa da un po', però se avete un chihuahua vi consiglio di tagliare l'erba. Stiamo ancora cercando i cagnoni del vecchio proprietario. Completa questo piano un bagno e una lavanderia a livello che ti eviterà di fare su e giù dalla zona notte alla cantina, dove normalmente ci sono le lavanderie. Saliamo nella zona notte. Nella zona notte abbiamo 3 camere da letto comode, di cui una con cabina armadio, un bagno e un ripostiglio, più una sorpresa. E poi si vede anche la Calabria e se hai 10 decimi secondo me anche la Basilicata. La taverna è 73 metri quadri ed è già stata prenotata da amici e parenti per feste e capodanni. Amici di casa mia, questa è la scelta perfetta per chi cerca una villa singola ma all'interno di un residence. 231 metri quadri, 500 di corte, tettoia, garage, anno 2015 e la richiesta 400.000 euro tondi tondi. Ora passo la linea allo studio. Proposta blu ad Aci Catena, ma che bravo Orazio, poi sempre simpatici tutti i nostri agenti immobiliari, precisi. Qua puoi fare un capodanno fantastico in questa casa, Marco. Assolutamente, una cantina veramente degna di nota. Degna di un capodanno di Marco Serio? Strano. Architetto, su cosa ci siamo concentrati? L'immobile già risulta di suo abbastanza bello e anche diciamo ben strutturato, per cui la nostra proposta oggi si concentra su quello che è un altro degli ambienti sicuramente da valorizzare, che oggi si cura con il design, che è l'ambiente bagno. Questo è lo stato di fatto, dove inizialmente appunto il bagno risultava, l'ingresso al bagno un po' più angusto e quindi non dava la possibilità di creare invece appunto un bagno più arioso. La nostra proposta, infatti, qui si vede c'è questa voler in qualche modo creare anche togliere quelle che erano delle chiusure, quindi di disimpegno. Questo è lo stato di fatto, dove si vede che il bagno ha una doccia e comunque sui materiali volevamo lavorare e creare delle novità, perché oggi, come dicevo, i materiali ci permettono anche di realizzare sicuramente qualcosa di più scenografico, e questa è la nostra proposta. Per cui abbiamo non sembra trattato, neanche un bagno, scusatemi. abbiamo trattato il bagno proprio perché vogliamo puntare a quello che è il benessere psicofisico e anche mentale, per cui il benessere dentro il bagno, per cui il wellness come ambiente di benessere, con questa doccia che è stata valorizzata con l'idea della luce soffusa, piuttosto che gli spazi ricavati e funzionali come quella nicchia che ci dà la possibilità di avere anche appunto degli spazi, degli salvaspazi, così come anche l'angolo lavabo. C'era questa finestra che un po' impediva, però siamo riusciti a creare appunto questa console che permette anche di avere la funzionalità, colori neutri piuttosto che
la matericità anche delle soluzioni della pietra all'interno dei grandi lastre all'interno della doccia. Molto bene. Complimenti Giusy, molto bella. Giudizio velocissimo Marco su questa proposta? Diciamo che la ristrutturazione del bagno è abbastanza interessante e soprattutto utilissima nel momento in cui si arriva in una casa nuova. È chiaro che si deve sempre rifare almeno il bagno, insomma è quello che La si prima viene, cosa, la prima la cosa. prima cosa, si rifà il bagno. Questa soluzione è molto bella, interessante, soprattutto perché a me piacciono le docce molto grandi. Quindi lo spazio della doccia con questa mensola inserita, queste Sì, permette anche di avere illuminazioni. una cromoterapia, per cui dicevo appunto uno spazio che ti fa stare bene, quel comfort e quel benessere che tutti ormai abbiamo assolutamente bisogno. Rientri in casa, ti fa una doccia È e ti bello, rilassi. è utile, ti fa stare meglio. E adesso arriviamo invece al nostro Carmelo che si trova a San Pietro Clarenza. La proposta è quella gialla e pensate, riguarda un cantiere. Carmelo. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, bentornati. Oggi voglio portarvi lì dove una casa prende vita. Oggi siamo a San Pietro Clarenza e sì, lo so cosa state pensando. San Pietro Clarenza è lontana, ci vuole una vita per salire e una vita per scendere a Catania. Ma vi dirò una cosa, questo fa parte del passato. Con il nuovo collegamento autostradale siamo praticamente attaccati agli svincoli. In 10 minuti siete in città. Ma la sera tornate qui, dove l'aria è diversa e il silenzio farà parte del vostro quotidiano. Quello che prima era un piccolo paesino in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, oggi sta diventando un comune residenziale di alto livello. Infatti quello che voglio mostrarvi è una delle nuove costruzioni che sta prendendo vita proprio qui. Ma adesso vi apro la porta ed entriamo un po' più nello specifico. Prego. Qui la classe energetica sarà in A2, con un cappotto termico da 5 cm che sigillerà la vostra casa, lasciando così all'esterno il freddo dell'Etna, mentre all'interno il calore della vostra famiglia. Al piano terra abbiamo pensato proprio a tutto. Un open space per la zona giorno dove la cucina e salone dialogano senza barriere. La zona notte è da manuale. La matrimoniale è una camera vera, 4,15 m x 4,15 m, niente angoli stretti. La cameretta ha il suo balconcino privato, c'è il secondo bagno. E vogliamo parlare di questo terrazzo? Vi confido un segreto, in estate questa sarebbe la mia camera da letto. Lo spazio esterno per queste unità non è né troppo grande ma neanche troppo piccolo, infatti oscilla tra i 200 e i 250 metri quadri, dandovi così la possibilità di goderne al meglio mantenendo dei costi non eccessivi. Poi per chi avesse dei figli molto esigenti o tanti amici da invitare, volendo potremmo anche aggiungere una piscina. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, oggi vi ho portato a San Pietro Clarenza per scoprire delle ville di nuova costruzione da 115 metri quadri con zona giorno, 3 camere da letto, doppi servizi. Ovviamente come dimenticarci dello spazio esterno. Infatti il giardino oscilla tra i 200 e i 250 metri quadri, oltre al bellissimo terrazzo panoramico che troviamo in ogni singola villa. E infine una classe energetica davvero alta, parliamo proprio di una 2. Queste ville ad oggi per il mercato di San Pietro Clarenza sono in vendita a 310.000 euro, ma più avanti non so se troverete questi prezzi, per cui conviene affrettarsi. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie Carmelo per questa proposta che è la proposta gialla. Qui c'è un altro sogno, no, di casa tua, la piscina, si può fare. Qui si può fare, ha detto che c'è lo spazio, quindi valutiamo, vediamo ora Giusy che cosa ci propone per la ristrutturazione di questo bellissimo vediamo, cantiere. Giusy, anche Non perché abbiamo pensato alla piscina realmente, il perché cantiere ci abbiamo permette evitato di sognare, no? E quindi- Esattamente, anzi dico, partiamo da uno stato diverso. Il cantiere devi partire da zero, per cui in fase di ristrutturazione è diverso rispetto a talvolta quello forse che è può essere. meglio. Assolutamente sì. Lo stato di fatto, ci siamo soffermati su quello che è l'ambiente living, cucina, in particolare la scala interna, che in questo caso era una scala che è posizionata in una maniera che non mi permetteva di avere più spazio, quindi abbiamo pensato di proporre questa soluzione dove la scala si adagia su una parete, quindi dà anche la possibilità di poter, in termini di arredamento, poter avere degli spazi funzionali.
Noi, Marco, facciamo un po' come il tuo lavoro. Io dico sempre, io parto dalle misure, come un sarto realizziamo su misura un abito. Prima pensiamo alla funzionalità, che è la cosa più importante, poi si pensa anche all'estetica, cucire su misura un ambiente. Questa è la cosa più bella di una casa, di un cantiere, tra l'altro ti consente di fare veramente tutto quello che desideri. Esattamente. Stato di fatto, quindi si vede, vabbè, qui siamo al grezzo, e su quella parete che possiamo vedere è proprio lì che è stata posizionata la scala, perché mi ha permesso anche, posizionando in maniera particolare il divano, la parete attrezzata TV, che altrimenti diventava un po' più piccola e meno, diciamo, funzionale. Vediamo. Questa è la proposta, per Bello. cui una scala su parete dove c'è questa pavimentazione effetto marmo, che mi riporto anche sulla parete della scala, una scala con gradini sospesi, per cui c'è anche il corrimano luminoso piuttosto che corpi illuminanti particolari, quindi anche con questo inserimento dell'oro, dei materiali pregiati, quindi è questo che abbiamo, l'effetto anche del colore, il colore che è sempre molto elegante, è un effetto scatola dove questo colore nocciola, l'abbiamo riportata anche a scatola, anche a soffitto. Questa è un'altra vista dove vediamo l'angolo, ecco, delle vetrate, e qui si può apprezzare, togliendo la cucina che dava poco spazio alla zona del tavolo e della conversazione perché è stata spostata da un'altra parte, qui invece inseriamo anche la zona del tavolo e quindi dare più, diciamo, importanza anche a quella che è la zona di rappresentanza. Sempre queste vetrate bellissime, queste che danno vetrate sul bellissime verde. ad angolo, per Sì. cui questo rapporto col verde, piuttosto che anche l'inserimento di qualche tocco di colore che non... Sono bellissimi anche gli scalini della scala, che sono un po' in color legno, un po' Se poi che è torniamo piaciuto, è indietro stato ti faccio bellissimo, vedere, sì, veramente, c'è una pedana quella- dove la prima parte è il legno, perché Sì. l'inserimento del legno, di questo legno un po' più caloroso, dona calore alla casa, dà anche calore l'idea- e che riprende un po' la venatura del marmo, per cui la prima è una pedana in legno, anche sotto Sì, infatti. luminosa, proprio giù. bello. per cui sospesa, c'è Sì. l'effetto luce sotto. E poi anche l'idea della libreria zona TV fatta con questo tocco anni 70 è molto interessante. Secondo me già stai immaginando dove mettere le tue collezioni di giocattoli d'epoca. Ma in anche dei questa libri, casa, perché Marco ama Sì. la lettura, per cui diventa una sorta di libreria, Sì, molto ma sospesa, bello. molto Sì. leggera, perché l'ambiente ovviamente aveva bisogno di leggerezza e soprattutto appunto di ariosità. Sì, è vero, molto Sempre bello. brava la nostra Giusy. Allora Marco, da questo momento ti do il tempo per poter riflettere sulle nostre 3 proposte, perché tra poco ritorneremo e ritorneremo ovviamente decretando il vincitore di questa puntata di Casa Mia, la scelta perfetta. A dopo. Il momento decisivo si avvicina e quindi tra poco sapremo chi sarà il vincitore fra i nostri 3 agenti immobiliari di Diamante Casa. 3 proposte belle, tutte e 3 particolarmente accattivanti, una a Trecastagni, l'altra ad Acicatena, l'altra a San Pietro Clarenza, però le rivediamo nel recap di Casa Mia, la scelta perfetta. Vi ho portato a scoprire una magnifica villa padronale degli anni 70 da 350 metri quadrati coperti, distribuita su 3 livelli, con 5 camere da letto, 4 bagni, 1000 metri di giardino e terrazze vista È mare. una villa singola, ma all'interno di un residence, 231 metri quadri, 500 di corte, tettoia, garage, anno 2015 e la richiesta 400.000 euro tondi. Oggi vi ho portato a San Pietro Clarenza per scoprire delle ville di nuova costruzione da 115 metri quadri con zona giorno, 3 camere da letto, doppi servizi. Ovviamente, come dimenticarci dello spazio esterno? Infatti il giardino oscilla tra i 200 e i 250 metri quadri, oltre al bellissimo terrazzo panoramico che troviamo in ogni singola villa. Queste ville ad oggi per il mercato di San Pietro Clarenza sono in vendita a 310.000 euro. Così mi viene definito ormai, danno questa... perché Bellissimo. per me ha molta È attinenza fondamentale. il discorso dell'architetto, con studiare quello che è la persona innanzitutto. È come quando fai un vestito, devi studiarlo Brevissimo, per la per questo ti dico, personalità. io mi rivedo molto in quello che fai più tu, o in meno come uguale. sei tu, perché è una forma d'arte che accomuna parecchio. Capisco che qui la chiacchiera continua e allora vi do il tempo di continuare a confrontarvi, perché a voi a casa ho da darvi un consiglio per i vostri ambienti, un consiglio molto importante, e poi arriverà il momento della scelta di Marco Stra.
Oggi voglio parlarvi di un'eccellenza italiana. Da oltre 25 anni Ecos Infissi progetta profili in alluminio a taglio termico. Scegliere Ecos significa scegliere l'isolamento termico e acustico ai massimi livelli, grazie all'impiego della leghe d'alluminio certificata e brevetti internazionali. Ma c'è di più, la riduzione degli ostacoli visivi garantisce ambienti luminosissimi. È l'efficienza che si fonde con l'estetica. Con Ecos lo spazio non ha più confini. Abbiamo abbattuto ogni limite architettonico offrendovi la possibilità di realizzare progetti di qualsiasi grandezza e dimensione. Grandi pareti vetrate, aperture monumentali, non c'è sfida che non possiamo trasformare in luce. Voi lo immaginate, noi lo realizziamo. Guardate la linea Skyview, sistemi scorrevoli pensati per creare spazi luce ampi e suggestivi. L'esterno entra in casa vostra diventando un tutt'uno con l'arredo, con sistemi innovativi e stratificati con l'Argon. E per chi ama il minimalismo, ecco Ecos Railing, la balaustra tutto vetro che ridefinisce il concetto di visibilità. Potete installarla a filo pavimento o a incasso ed è anche predisposta per l'illuminazione a LED per dare un tocco di colore unico ai vostri spazi. Cercate il rivenditore più vicino a voi e visitate il nostro sito ecosinfissi.it. Ecos, la tua finestra sul mondo. Forse abbiamo trovato la quadra, probabilmente i giochi sono fatti, però ho scoperto una cosa in più. Volevi fare l'architetto. Sì, esatto. Sì, la prima idea era quella di fare l'architetto e redatore, fondamentalmente. Poi a Catania non c'era ai miei tempi la facoltà di architettura. Neanche ai miei tempi, quindi poi ho Quindi- dovuto andare fuori a Esagerate i vostri tempi. È vero, lo ragazzi. dobbiamo pur dire, Qualche anno non fa, c'era, non qualche c'era. annetto Vabbè, fa. chi vince? Chi ha vinto? Allora, io in queste 3 case molto belle, di uno ho apprezzato moltissimo gli spazi esterni, dell'altro la posizione, però l'idea di avere una carta bianca, uno spazio totalmente neutro da poter personalizzare e costruire ex novo insieme Qua a c'è te. l'artista che c'entra, no? Assolutamente. Poter... Ha prevalso sul Sulla confezionato scelta. già, Bravo. quindi E allora Sono d'accordo. Proclama, vince. assolutamente la proposta di San Pietro Clarenza, che personalizzeremo insieme a Giusy e realizzeremo sicuramente qualcosa di veramente molto interessante. Assolutamente sì. E allora Sono vanno ben fatti i contenta. complimenti a Carmelo, proposta gialla, bravo Carmelo Fassari, grazie sempre ovviamente a Diamante Casa. La scelta di oggi del nostro Marco Strano è proprio il cantiere, quindi assolutamente da creare ad uso e consumo dei propri gusti, di San Pietro Clarenza. Brindiamo, arriva il momento di brindare e di salutarci, prego architetto. Marco, grazie infinite ovviamente per essere stati con noi. Io vi ricordo semplicemente che ora per tutta la settimana vedremo in onda su Antenna Sicilia e Telecolor la proposta gialla, quindi la proposta di Carmelo, e invece vi do appuntamento alla prossima puntata di Casa Mia, la scelta perfetta. Grazie Marco, grazie Giusy. Grazie a te, voi. Grazie Mario.